Tutto pronto per la finale del Memorial Gasparetto 2024. Sono in 5 al via, purtroppo ci sono stati ben 3 ritiri. Donna Vittoria Par, Vesna e Demone dei Venti non prenderanno parte alla finale. All'1 Brest dei Greppi, Carmine Piscoglio, al 3 Zelia CCSM, Davide Di Stefano, 5 Dalila Bar, Marco Stefani, 6 Caronte 3B, Roberto Vecchione, in seconda fila da solo con il numero 8 Ben Gurion Jet e Alessandro Gocciador. Ben Gurion Jet e Caronte 3B più attesi, poi Dalila Bar, Zelia CCSM e Brest dei Greppi, gli outsider. Macchina in movimento. Tutti bene allineati dietro le ali della macchina per far partenza. Stacco con Caronte 3B che prende la testa nei confronti di Zelia CCSM, di fuori Dalila Bar, in corda Brest dei Greppi. E così il gruppetto con Caronte 3B che ha preso la testa nei confronti di Zelia CCSM, Brest dei Greppi, Ben Gurion Jet che sfila di dentro Dalila Bar, la quale si ritrae in coda. 15-1 il lancio, non c'è stata spesa per il leader che ha preso la testa e ora guida a ritmo molto blando. Arriva però Ben Gurion Jet. Gurion Jet che dopo 350 metri di corsa si porta all'esterno di Caronte 3B, lo costringe ad accelerare 31,6 per i primi 400 metri con Roberto Vecchione che ora riallunga per respingere il rivale che arriva al suo esterno. 15,1 per la curva, sarà un chilometro a tutto gas. Caronte 3B al comando, Ben Gurion Jet di fuori, in corda Zelia CCSM, in pariglia Dalila Bar, in coda Brest dei Greppi. Gruppo compatto dopo un giro in 1-1, 14,3 però davanti alle tribune. Ben Gurion Jet mette sotto pressione Caronte 3B, in corda rimane Zelia CCSM, Dalila Bar sempre in pariglia, poi Brest dei Greppi. Chilometro iniziale da parte di Caronte 3B, passato in 1,15,4, ancora un 14,4 di frazione, è già un 28,7 a palo lontano. Caronte 3B che continua a difendersi, Ben Gurion Jet che continua ad attaccare, Zelia CCSM in attesa degli eventi in corda, poi Brest dei Greppi, pariglia per Dalila Bar, la retta di line 13,9, Caronte 3B sta dando tutto per respingere Ben Gurion Jet che è sempre al suo esterno, ancora i tappi nelle orecchie, in corda rimane Zelia CCSM, via ora i tappi a Ben Gurion Jet che prova a sferrare l'attacco nei confronti di Caronte 3B che si difende, Caronte che entra in retta con una di margine nei confronti di Zelia e di Ben Gurion che ci prova sul passo, Caronte 3B che è in vantaggio, Caronte 3B che nel finale stacca e viene a vincere nei confronti di Zelia CCSM. Al terzo posto Ben Gurion Jet, 28,3 ad arrivare, 56,6 per gli ultimi 800 di corsa, 1,13,3 il ragguaglio cronometrico. Caronte 3B, Roberto Vecchione, il team Elert, i colori della scuderia Super Fantastica, vincono il Memorial Gasparetto 2024, percorso di testa vincente per il figlio di Nadal Sheba che si impone in bello stile in questo Memorial Gasparetto. Al secondo posto Zelia CCSM, per il terzo molto vicini Ben Gurion Jet rimontato di dentro da Brest dei Greppi. Successo di questa nona e conclusiva al Memorial Gasparetto 2024 è per Caronte 3B e Roberto Vecchione.